Sono 5 risultati utili, 2 pareggi e 3 vittorie, quinto risultato utile consecutivo per il Licata Calcio che a Monreale Proto di Cittanova ha battuto per 4-0 i padroni di casa, ottenendo il terzo successo di fila. La squadra di Pippo Romano, che con oggi ha festeggiato la sua 100ª panchina gialloblu, sale in classifica portandosi a quota 11 punti. Le reti di Marcellino, doppietta di Minacori e Frisenna che fissa il punteggio sul 4-0 finale. Domenica al Dino Liotta arriverà il Canicattì per la 9ª giornata di campionato di Serie D, Girone I. È un Licata in salute quello che arriva al Monreale Proto di Cittanova per giocare l'8ª giornata del campionato di Serie D. 2 vittorie consecutive per la formazione di mister Pippo Romano, l'ultima registrata al Dino Liotta per 3-2 sulle città di Sant'Agata. Cittanova che invece nell'ultimo turno ha perso per 3-1 a San Luca. Con le immagini a cura di Antonio Galluccio si parte con il film del primo tempo e partono bene i padroni di casa. Azione insistita, Crucitti si ritrova il pallone in area, lo mette giù, ancora Crucitti, prova a sfondare, prova il destro, termina però sul fondo. Un recupero palla ancora per i padroni di casa che spingono nei primi minuti, cercano il gol ancora con Crucitti, non riesce però l'ex Messina a impattare bene. Poi il Licata in avanti, lancio per Minacori al limite dell'area, viene atterrato così da Ruano. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e fallo da ultimo uomo e conseguente cartellino rosso per il Cittanova che resta dunque in 10 uomini. Prova ad approfittarne subito il Licata. Minacori gestisce bene il pallone, poi lo scarica a destra dove c'è Vitolo, l'ex San Carlaldese, prova la conclusione, viene respinta così da Bruno, arriva Placido Marcellino, arriva il gol dell'1-0, l'ha sbloccata il Licata al Monreale Proto con il gol del proprio numero 4 proprio allo scadere del primo tempo, perché il direttore di gara fischia 2 volte e manda le 2 formazioni a riposo. Licata in vantaggio di un gol e di un uomo. Si parte col film della ripresa, attenzione a quello che succede qui perché Boscaglia per questo buffetto si va a guadagnare il secondo rosso di giornata. È incredibile, il Cittanova rimane in 9 uomini. Abbiamo rivisto a rallenti l'episodio che ha convinto il direttore di gara a estrarre la seconda massima sanzione del match. Il Licata, come accaduto nel primo tempo, ne approfitta subito e il gol è quello di Calogero Minacori che va a ribadire in rete dopo la respinta di Bruno sulla prima conclusione. Il Licata è avanti di 2 reti sul campo del Cittanova. Non si ferma la compagine giallo-blu che adesso ha tanto spazio con 2 uomini in più, cerca il colpo di testa in area di rigore, Marcellino sfiora solamente il palo, poi proprio Marcellino stavolta in versione assistman ad aprire a sinistra per una chance dal limite che però si perde alta sopra la traversa. Il Licata continua ad attaccare, azione prolungata con Rodulo che va all'1 contro 1, riesce a passare con rimpallo, continua Rodulo ma la difesa del Cittanova in qualche modo allontana, lo fa però sui piedi di Marcellino che si divora il diretto avversario, conclusione deviata, terza chance per Frisenna, Bruno riesce a respingere, arriva però tardi sul tap-in di Calogero Minacori e il gol del 3-0 del Licata, un tris che ovviamente va a ipotecare il risultato in favore della formazione di mister Pippo Romano che nei minuti finali chiude definitivamente il conto, cala il poker e lo fa con Frisenna, destro dalla distanza deviato che si infrange alle spalle di Bruno. Termina così al Monreale Proto, terza vittoria consecutiva per il Licata che passa 0-4 a Cittanova.